Salve, sono Nadia, sono la vostra istruttrice. Oggi andremo a vedere che esercizi si possono eseguire con un semplice muro. Andiamo! Ok, iniziamo facendo un piccolo riscaldamento. Marcia sul posto, leggermente col corpo inclinato. Il mio riscaldamento deve durare sempre dai 3 ai 5 minuti. Delle piccole varianti posso portare il ginocchio verso l'interno. Posso anche portare i talloni dietro. E di nuovo posso iniziare. Posso anche prendere come punto di riferimento il muro, toccarlo col piede, con la punta. E di nuovo ginocchio dentro e dietro. Finito il nostro riscaldamento, posso iniziare a fare un piccolo lavoro muscolare. Iniziamo con dei molleggi. La posizione può essere dritta o inclinata. Questa è la posizione dritta. Inizio a fare i miei molleggi. Chi lo vuole più intenso può portare i piedi un po' indietro e fare una posizione inclinata. 20 molleggi. Alterno sempre questi esercizi. Posso fare 10, 20, 30 con dei piegamenti leggeri sulle braccia. E di nuovo piegamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Questi esercizi li faccio per 2-3 serie. Passiamo a un altro esercizio. Schiena dritta, mi appoggio per l'equilibrio, sollevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e lo faccio dall'altro lato. Alterno con un altro esercizio, posizione candeliere, la tengo bene, gambe un po' piegate, cerco di far aderire bene le scapole al muro, la tengo per 30 secondi, ok, e riprendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e dall'altra parte. Va bene, adesso andiamo ad aumentare la nostra intensità facendo un altro esercizio abbastanza impegnativo, classico seggiolino che si fa per preparazione atletica allo sci. Schiena dritta, vado a sedermi, i piedi devono stare distanziati dal muro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posso farlo anche durare di meno. Con cosa lo alterno? Con i glutei. Spingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e di nuovo il mio seggiolino. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Già 10 secondi sono belli intensi, chi ce la fa può arrivare anche a 20 secondi. Passiamo a un'altra coppia di esercizi. Glutei. Porto il piede leggermente in fuori, tengo la schiena dritta e tengo sempre alto il piede. 20 molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alterniamo con un po' di mobilità dell'anca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E mobilità dell'anca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anche questi esercizi si possono ripetere per 3, 4, anche 5 serie, dipende dal vostro grado di allenamento. Altra coppia di esercizi, faccio mobilità della colonna, retroversione bacino, gambe un po' piegate, torsioni. Mi sposto almeno un piede e mezzo avanti rispetto al muro. 1, 2, 3, 4. Spillo, grazie, ti sposti. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho sempre i miei amici con me. Con cosa lo alterno? Con un esercizio sempre un pochino di potenziamento. Schiena al muro, gamba tesa, la gamba che sta a terra leggermente un po' piegata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E di nuovo, seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vediamo un'altra coppia di esercizi per i fianchi. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E prima di farlo dall'altra parte stiro, rimanendo in questa posizione, sempre retroversione di bacino, ginocchia piegate. E vado a farlo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Piego un po' le gambe, retroversione del bacino e tiro. Inspiro e butto fuori l'aria. Ok, anche questo esercizio lo ripeto per 2, 3, 4 serie. Inspiro, butto fuori, inspiro, butto fuori. Bravi, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Allenatevi. Ciao da Nati.